Si è svolto ieri sera presso un noto albergo cittadino un incontro organizzato dal Rotary di Agrigento, un caminetto sul tema i benefici e i limiti dell'Unione Europea sui fondi spesi in Sicilia. Ha relazionato il dottor Alain Cusimano, assistente a Bruxelles della Commissione Europea, presente l'onorevole Michele Cimino, a dare il saluto Giuseppe Taibi, presidente del Rotary Club di Agrigento. Questa è l'occasione per noi che lavoriamo a Bruxelles, su indirizzo anche del Presidente Barroso, di andare a incontrare la comunità locale e spiegare quello che quotidianamente Bruxelles fa per i cittadini europei. Temi come la sicurezza alimentare, la crisi finanziaria, ma anche altri benefici per i consumatori sono l'occasione per dimostrare che il lavoro che noi facciamo non è sterile e che Bruxelles non è poi così tanto lontana da Agrigento. Questa sera è importante per fare il punto sui finanziamenti europei e soprattutto per attenzionare come anche la città di Agrigento può avere dei finanziamenti direttamente da Bruxelles, discuterne a Rotary con i dirigenti della Commissione Europea per programmare lo sviluppo delle città, lo sviluppo della nostra regione è indispensabile. Negli anni da assessore alla programmazione abbiamo impegnato buona parte delle risorse comunitarie, oggi si va verso ad un disimpegno probabilmente per la precarietà del governo regionale e anche per la precarietà dei direttori regionali che attualmente abbiamo in Sicilia. Penso che una forte azione dei sindaci della nostra regione e anche del governo regionale può riportare alla nostra regione quelle risorse che oggi rischiano invece di essere disimpegnate, con progetti coerenti e con governi credibili e anche autorevoli. La finalità di questo incontro è ovviamente quello di far conoscere meglio l'Europa, che appunto incide su tutti i nostri comportamenti, e la strada penso sia proprio questa. Speriamo che nasca un valido dibattito, anche un vivace dibattito, affinché prima all'interno del Rotary e poi in tutta la città si possa conoscere meglio quali sono i benefici e i limiti dell'Unione Europea.